Focus TG, sono le 12 in punto di giovedì 11 agosto. Buongiorno a tutti i nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con la nostra informazione in diretta. Saremo in vostra compagnia fino alle 13:30, come al solito con tante notizie di cronaca e poi i nostri reportage, l'attualità, la pagina dedicata alla sanità, alla crisi energetica, alla siccità e poi spazio anche a notizie insomma di colore e di costume. Tutto questo, come vi dicevamo, in diretta fino alle 13:30 con i nostri collegamenti dal territorio, perché fra poco ci sposteremo a Marostica, dove in nottata si è verificato uno spettacolare incidente automobilistico, fortunatamente senza vittime, ma saremo sul posto con il nostro collega Mirko Cavallin, e poi a Padova, insomma in tanti altri posti del nostro territorio per portare a casa vostra l'informazione, come sempre, del Veneto dal Veneto. Apriamo come di consueto il nostro TG con la cronaca e torniamo a parlare del drammatico incidente di ieri, un incidente mortale a Stanghella, nella Bassa Padovana, a perdere la vita madre e figlia. Eccola la Polo ripescata dal fiume Gorzone dai Vigili del Fuoco, guidata da Pamela Breseghello con a bordo la madre Anita Bertazzo. Le due donne sono morte annegate nel fiume del comune di Stanghella. Verso le 6 di mattina sono uscite di strada carambolando dentro al corso d'acqua. Hanno percorso più di 500 metri galleggiando nel fiume prima di affondare con l'auto. I soccorsi sono stati subito allertati da alcuni passanti che hanno notato il mezzo in acqua. I pompieri, arrivati dal distaccamento di Este e da Rovigo con l'ausilio del nucleo sommozzatori di Venezia, hanno fatto di tutto per salvare le due donne. L'auto si è inabissata e per loro non c'è stato nulla da fare. La profondità del fiume in quel tratto è di 4 metri. Pamela Breseghello aveva 48 anni, originaria di Stanghella, viveva con il marito e le 2 figlie nel vicino comune di Solesino. Gestiva il negozio di parrucchiera in via Roma, in centro a Stanghella. Anche la madre, Anita Bertazzo, 75 anni, era parrucchiera e aveva lasciato la gestione del negozio alla figlia. Non è chiaro perché transitassero a quell'ora in una strada arginale e cosa abbia causato l'uscita di strada, se un malore o un guasto alla vettura. Dubbi che verranno svelati dai carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. La procura ha aperto inoltre un fascicolo per cercare di far luce su un dramma che ha fortemente scosso la comunità di Stanghella, che per voce del suo sindaco esprime tutta la vicinanza e il cordoglio alle famiglie coinvolte. Tutti siamo profondamente addolorati, credo di esprimere il sentimento di tutta la comunità di Stanghella rispetto a questo, questa vicenda amarissima, dolorosissima, ulteriormente aggravata appunto dal fatto che ci sono queste 2 figlie molto molto piccole che io ricordo essere molto legate sia alla mamma che alla nonna, e quindi ancora tutto molto più, difficile e doloroso. E in paese, a Stanghella, la notizia è arrivata dirompente. Anita e Pamela erano 2 volti noti, erano 2 persone conosciute e l'intera comunità adesso è in lutto. Era una bravissima ragazza, per quello sempre solare, aveva un'attività qui in paese, faceva parrucchiera, una bravissima ragazza, proprio niente da dire. Conoscevo sia la Pamela sia la mamma, le bambine purtroppo, e venivano a fare la spesa da me, erano clienti abituali, e quindi dopo un po' anche un po' di amicizia, un po' di confidenza nasce, e sì, sono cose che sì, sono brutte, tanto brutte veramente. Pietosa, buona, una persona buona, ma tantissimo proprio di cuore, veramente sempre solare e disponibile anche guarda, posso dire solo un bene di questa persona, perché veramente era una persona splendida. Le conoscevano tutti a Stanghella, Anita e Pamela, 2 persone solari.
I gestori di un banco del mercato raccontano di quanto Pamela fosse legata alle sue figlie. Ogni tanto le prendeva magari un piccolo pensierino perché si era comportata bene, allora prendeva il rossetto, lo smalto, insomma comunque le voleva veramente bene alle sue figlie. Infatti è una cosa che, ti dico la verità, non riesco a pensare che possa essere successa una cosa del genere proprio a lei. Infatti quando l'ho saputo stamattina alle 11 tramite il mio amico che è venuto con il video, ho visto la macchina e non volevo crederci veramente che fosse lei. Il pensiero ora va inevitabilmente alle piccole che hanno perso la loro mamma. 2 bambine carissime, veramente, venivano qui ogni settimana anche loro. E il marito purtroppo che è da Solesino e sì, non è... Un dolore immenso. Sì, purtroppo sì. Purtroppo sì, sono cose che non dovrebbero mai succedere. Continuiamo con la cronaca, purtroppo cronaca nera, viveva da tempo a Milano ma era residente a Campo San Piero il 28enne che sabato scorso si era tuffato nelle acque di una cava dopo una grigliata con amici e non era più emerso. Un tuffo dopo una serata tra amici nelle acque della cava di Ronchetto a Milano. Il giovane che non riemerge, le disperate ricerche con i sommozzatori dei vigili del fuoco che recuperano il corpo dopo 2 giorni a 8 metri di profondità. Si è spezzata così la vita di Petru Lupu, 28 anni, giovane di origine romena, residente a Campo San Piero ma da tempo trasferitosi nel capoluogo lombardo. Una morte che lascia sgomenta la famiglia e gli amici del giovane che ancora vivono nell'Alta Padovana. Proprio qui, a Campo San Piero, dovrebbero svolgersi i funerali. E come promesso adesso ci spostiamo a Marostica dove in collegamento c'è il nostro collega Mirko Cavallin per parlarci di un incidente avvenuto nella notte, un incidente, Mirko, spettacolare ma fortunatamente senza conseguenze. Buongiorno Mirko. Sì Alex, buona giornata a tutti. Sono sul ponte Campana a Marostica in via Check-in. Questa notte intorno all'1:30 una Range Rover con a bordo 3 giovani si è schiantata su questa curva con Renzo Rigon. Vediamo anche alcune immagini dell'effetto dell'incidente. La macchina aveva percorso appena poche centinaia di metri provenendo da nord e poi facendo questa curva a destra non particolarmente pronunciata ma sicuramente pericolosa, probabilmente a causa dell'alta velocità è uscita di strada abbattendo il guardrail e anche la recinzione. La macchina si è fermata sulla spalletta del ponte, qui rimangono ancora alcuni pezzi proprio della vettura. Come ci ha raccontato un residente qui della zona, i giovani sono usciti illesi. Quello seduto sul sedile posteriore ha raccontato per sua fortuna di non aver allacciato la cintura di sicurezza. Si sono aperti ovviamente gli airbag ma i 3 giovani sono usciti illesi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e poi i mezzi di soccorso che hanno portato via l'automobile. Intorno alle 4:30 l'operazione di recupero si è conclusa. Dunque 3 giovani illesi, avevano passato la serata insieme, sembra dalle prime testimonianze che non avessero bevuto, quindi che fossero assolutamente in regola per quanto riguarda il tasso alcolico. Probabilmente una distrazione, l'alta velocità, questo lo stabiliranno i carabinieri con le indagini, ha causato questo incidente, per fortuna senza conseguenze per loro. Per il momento è tutto, ti restituisco la linea. E noi ringraziamo Mirko Cavallin e Renzo Rigon che sono sul posto. Chiaramente ulteriori aggiornamenti e dettagli ve li daremo o nel corso di questa edizione di Focus TG, altrimenti questa sera con i nostri appuntamenti dedicati all'informazione, TG Bassano e a seguire TG Vicenza. A proposito di Vicenza, ci spostiamo proprio a Vicenza per parlare di controlli antidegrado, giro di vite nei quartieri e scattano 14 provvedimenti del questore.
Raffica di provvedimenti emessi dal questore di Vicenza a seguito degli ultimi controlli sul territorio che hanno interessato le aree maggiormente segnalate dai cittadini per prevenire situazioni di turbativa della sicurezza pubblica, dallo spaccio ai reati contro il patrimonio all'immigrazione clandestina. Sono stati passati al setaccio i parchi pubblici e le aree verdi della città. In particolare sono stati eseguiti controlli nelle zone di Campomarzo, Corso San Felice Fortunato, via Cabalbi, via Luzzatti, Piazzale della Vittoria e Piazzetta San Biagio. Questi controlli hanno inoltre interessato i luoghi di aggregazione e gli esercizi commerciali segnalati come abitualmente frequentati da soggetti pericolosi o dediti a traffici illeciti. Nel corso dell'attività di polizia sono stati impiegati circa 30 uomini, 141 le persone identificate, di cui 48 stranieri e 39 con precedenti. Al termine il questore ha emesso 10 fogli di via a carico di soggetti gravati da precedenti che si trovavano nel comune di Vicenza in circostanze ingiustificate e 4 avvisi orali nei confronti di altrettanti cittadini che denotano una spiccata pericolosità sociale. Ci fermiamo adesso per un piccolo break pubblicitario, rientriamo tra pochissimo con tante altre notizie di cronaca spalmate nel corso della nostra diretta. Dovremo dare spazio all'emergenza medici di base, quindi parleremo di sanità, parleremo di mala sanità nell'ULSS 7, tante altre notizie e approfondimenti. A tra poco. Ben ritrovati a Focus TG, come promesso continuiamo con le notizie di cronaca. Ci spostiamo adesso in provincia di Treviso, dove un uomo, un cittadino albanese di 25 anni, aveva nascosta in casa una pistola semiautomatica carica pronta all'uso ed è stato per questo arrestato dai carabinieri. La teneva nascosta in casa tra i vestiti all'interno di un armadio. Si tratta di una pistola semiautomatica con il cane armato, ovvero pronta all'uso. Il caricatore con 15 colpi era inserito. L'arma è stata immediatamente sequestrata dai carabinieri. In manetta è finito un albanese di 25 anni. L'uomo era stato fermato nella notte tra sabato e domenica scorsa a bordo di un'auto di sua proprietà, ma guidata da un connazionale 23enne. I due stavano transitando in località Baduere di Morgano quando, alla vista dei carabinieri, hanno tentato di cambiare direzione con un'inversione ad U, una manovra repentina che non è passata inosservata ai militari dell'Arma. L'auto dei due albanesi, un'Audi, è stata raggiunta e fermata. Il guidatore è risultato sprovvisto di patente ed è stato sanzionato. Diversa la situazione per il connazionale che sedeva accanto. Già conosciuto alle forze dell'ordine, è stato trovato in possesso di un paio di dosi di cocaina. Perquisita l'abitazione dell'uomo residente a Zero Branco alla ricerca di altra droga, in realtà è spuntata la pistola. L'arma, da successivi accertamenti, è risultata rubata nel 2018 da un'abitazione di Ponte dell'Olio, comune del Piacentino. Lo straniero è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione abusiva di armi e ricettazione. L'arresto è stato convalidato questa mattina. Ci spostiamo adesso a Cogollo del Cengio, quindi siamo in provincia di Vicenza per una storia a lieto fine, grazie all'intervento provvidenziale dei vigili del fuoco che hanno salvato un cagnolino sfuggito al controllo del suo proprietario. Cogollo del Cengio, una storia a lieto fine per Nico, un setter inglese precipitato per circa 40 metri su un costone di roccia a picco sul torrente Astico. I primi ad intervenire, dopo l'allarme lanciato dal proprietario del cane, sono stati i vigili del fuoco di Schio, che con il nucleo sommozzatori di Vicenza hanno accompagnato il personale speleo alpino fluviale lungo il torrente, in corrispondenza dello spuntone di roccia che aveva trattenuto Nico a 10 metri dal greto del corso d'acqua. Una volta raggiunto dalla squadra di salvataggio, l'animale si è fatto recuperare docilmente dai pompieri, che lo hanno riconsegnato sano e salvo alla coppia di proprietari, felici per l'esito del recupero della loro bestiola. E come detto, adesso lasciamo per un attimo da parte la cronaca, apriamo la pagina dedicata all'attualità, dedicata alla sanità, perché la carenza dei medici di base è sotto gli occhi di tutti, ma ora è stata anche certificata in un report ufficiale che parla di diverse zone carenti nel nostro territorio e in tutta Italia. Ebbene, fra queste zone c'è anche l'ULSS 7 Pedemontana.
Sono centinaia le zone del Veneto in cui la carenza di medici è pesantissima e il cratere rischia di farsi sempre più ampio. In media i pazienti per ogni dottore sono più di 1500 e mancano oltre 1000 medici da qui ai prossimi anni. Il report sui servizi sociosanitari della regione è impietoso e anche l'area dell'Ul7 è in grande sofferenza, con 46 zone carenti a giugno. Siamo in presenza di una vera e propria emergenza. I medici di medicina generale, cioè i medici di base, quelli che abbiamo tutti, nella nostra regione sono in numero assolutamente insufficiente. Le tante segnalazioni che arrivano alla nostra redazione confermano inoltre che questa situazione colpisce in particolar modo le persone anziane e tale difficoltà si fa addirittura drammatica nei territori dell'Ul7 nei quali gli spostamenti non sono sempre agevoli. La cosa ovviamente ci preoccupa in modo particolare soprattutto per le persone anziane che sono costrette magari a fare chilometri per rivolgersi al proprio medico oppure rivolgersi al pronto soccorso o alla guardia medica. Una situazione che già così mette in difficoltà migliaia di persone, ma che potrebbe diventare esplosiva anche a breve termine. Capita spesso, infatti, che i pazienti senza medico si trovino con un nuovo dottore d'ufficio a distanze che per gli anziani sono a volte insormontabili. Una situazione che rischia di diventare esplosiva e che mette in discussione quello che dovrebbe essere un diritto fondamentale sancito anche dalla nostra Carta Costituzionale, che è quello della salute. E ancora una volta le istanze del territorio arrivano dritte nei palazzi veneziani, dove si decide la sanità della regione. Noi riteniamo che la regione debba essere molto più incisiva rispetto invece a quanto è stato fatto fino ad oggi. Le borse di studio affinché i medici possano appunto diventare medici di medicina generale sono attualmente assolutamente insufficienti, così come bisogna spingere in maniera decisa e determinata per le aggregazioni dei medici di medicina generale. Carenza di medici di base che è sicuramente una piaga, un problema nell'ULSS 7 pedemontana, falcidiata da tanti altri problemi, come ci raccontano quotidianamente i nostri telespettatori, con tante segnalazioni di disservizi e di disorganizzazione. Quindi nei prossimi servizi che vi proponiamo adesso vi raccontiamo due storie, due casi molto particolari. Partiamo dal primo nostro servizio che parla di un paziente dell'ULSS 7 che vive a Tese sul Brenta e che ha grossi problemi cardiaci. Sentite cosa ci racconta. Tra le tante segnalazioni di disagi, disservizi e disorganizzazione nell'ULSS 7 non sono spariti i problemi legati agli spostamenti chilometrici per visite ed esami che fino a poco tempo fa si potevano svolgere tranquillamente al San Bassiano. Il paziente che ci chiama vive a Tese sul Brenta, ha problemi cardiaci e da gennaio prova a fissare una visita all'ospedale di Bassano. Oltre a essere scaduti abbondantemente i termini indicati sull'impegnativa, dal CUP continuano a dirottarlo a Tiene. Io tento di prenotare una visita cardiologica di controllo da gennaio. Entro 6 mesi, è scritto qua, entro 6 mesi, siamo ad agosto, sono 8 mesi. E ogni volta mi rispondono che no, a Bassano non c'è possibilità di fare questa visita di controllo, che devo andare a Tiene. Io a Tiene non posso andare, non ho possibilità, devo impegnare altre persone, è un problema. È la terza volta che mi fanno cancellare la prenotazione e rifarla. Anche oggi ho provato ancora e mi hanno risposto che a Bassano sotto i 65 anni non la fanno, bisogna andare a Tiene. Non esiste una cosa del genere, penso, siamo fuori dal mondo proprio. E non c'è un posto da gennaio, che poi dovevo andare in giugno entro i 6 mesi. E mi hanno continuato a rinviare e ogni volta che rinvio cancellano la prenotazione. Una situazione che lo ha spinto a rivolgersi a noi. Siamo arrivati all'ultima spiaggia, ho detto adesso basta, adesso provo a chiamare anch'io a Rete Veneta, visto che guardando le trasmissioni qualcosa succede, proverò anch'io, vediamo cosa succede. E nel frattempo, oltre alla visita cardiologica, i problemi si estendono anche ad altre prestazioni mediche. Ancora non ho una data né niente, cioè ogni volta che uno fa una prenotazione non danno nessuna data.
chiameranno loro. Uno come fa a organizzarsi? Chiamano per oggi, per domani, ma io sono via, eccetera. I nostri microfoni restano, come sempre, a disposizione di tutti. E al coro delle segnalazioni, come vi dicevo, che quotidianamente arrivano ai nostri microfoni, arrivano alle nostre redazioni, si aggiunge questa, quella di una persona invalida, anche lei residente nel territorio dell'ULSS 7 Pedemontana, che da mesi aspetta visite ed esami urgenti. Ancora segnalazioni, ancora disagi, ancora disorganizzazione, ma soprattutto ancora cittadini e pazienti che soffrono a causa di lungaggini e intoppi nell'ULSS 7. Stavolta si tratta di una persona invalida che da mesi aspetta visite urgenti ed esami. Ecco cosa ci racconta la figlia. Io ho speso 600 euro tra risonanze, dissentometria ossea e tutto quello che va dietro di esami. Ho richiesto una visita ortopedica, urgenza B, per grave dolore persistente all'anca destra, e loro non mi hanno dato l'appuntamento entro i 10 giorni. Qui, come troppo spesso accade, oltre al danno economico c'è da fare i conti con la salute e i dolori della paziente, e come se non bastasse anche la figlia stessa sta affrontando problemi e disagi al Sambassiano. Io mi chiedo, ma Bramezza, ma cosa fa? Anch'io avevo una risonanza, perché ho la 3C2, avevo una risonanza e una ecografia fatte, me le avevano prescritte il 15 marzo, al giugno non erano ancora state fatte, ho dovuto andarle a fare a pagamento e ho speso 300 euro. Quindi nella mia famiglia sono usciti quasi 1.000 euro in 15 giorni. Noi cittadini dobbiamo ribellarci, perché altrimenti andiamo a finire che quelli privati, quelli che hanno soldi, si curano, quelli che non hanno soldi muoiono. C'è rabbia e preoccupazione nelle parole di chi vede la propria salute e quella dei suoi cari a rischio. Veramente non c'è un servizio. Alla domanda se le cose siano peggiorate in quest'ultimo anno al Sambassiano, ecco la risposta. Era molto più efficiente prima di Bramezza, sebbene aveva i suoi problemi, ma come tutti gli ospedali, non è solo il nostro che ha problemi, ma come tutti gli ospedali, ma da quando è arrivato Bramezza la situazione non è peggiorata, è insostenibile, e poi puntano tutto sulle strutture private, tutto. Come sempre i nostri microfoni sono e restano a disposizione di tutti. Microfoni che restano appunto a disposizione di tutti in attesa di risposta alle tante domande che i cittadini, che insomma noi e che tante associazioni anche di categoria continuano a porre sulla questione sanità in Veneto. Adesso continuiamo a parlare di sanità, ma in questo caso parliamo di vaiolo delle scimmie, perché sono arrivati i primi 120 vaccini, 60 all'ULSS 6 Euganea. Ecco, nel prossimo servizio un promemoria su come prenotarsi, come usufruire di questa vaccinazione, a chi è consigliata e come si può richiedere. Vediamo. Vaiolo delle scimmie, ci si può prenotare gratuitamente per il vaccino, indicato in particolare dal Ministero della Salute ai maggiorenni appartenenti alle categorie a rischio, personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus e persone con comportamenti sessuali a rischio, così come elencati da un'apposita circolare del Ministero della Salute del 5 agosto. Le persone interessate potranno mandare una mail a sisp.vaccinazioni@auls6.veneto.it. Il vaccino è stato autorizzato dall'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, e dalla Food and Drug Administration statunitense per prevenire il vaiolo e il vaiolo delle scimmie, detto anche monkeypox, nei soggetti adulti ad alto rischio. Prevede 2 dosi con un intervallo di 28 giorni una dall'altra. Al momento le modalità di contagio e la velocità di diffusione, così come l'efficacia delle misure non farmacologiche, fanno escludere, dice il Ministero, la necessità di una campagna vaccinale di massa. Tenuto conto dell'attuale scenario epidemico e della limitata disponibilità di dosi, si è deciso di offrire la vaccinazione inizialmente alle 2 categorie ritenute ad alto rischio. Prima di andare in pubblicità diamo
un'occhiata, così chiudiamo la parentesi dedicata alla sanità, al report. Il report di Azienda Zero è un report che, come oramai da 2 anni abbiamo imparato, fotografa l'andamento del virus del Covid nel nostro territorio. Ebbene, si segnalano dati incoraggianti, la curva dei contagi continua a scendere, il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare un più 3.245 nuovi positivi, li vedete qui indicati dal cursore, quindi 3.245 nuovi positivi al Covid intercettati nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi in Veneto sono 64.725. Andiamo a vedere gli altri numeri della tabella, numeri che andiamo ad analizzare sempre quotidianamente insieme. C'è un incoraggiante meno 25 per quello che riguarda le ospedalizzazioni in area non critica, quindi 25 ricoveri in meno nelle ultime 24 ore, crescono di 4 le terapie intensive e purtroppo dobbiamo constatare e segnalare il decesso di 7 persone nelle ultime 24 ore. Adesso ci prendiamo un attimo di pausa, torniamo fra poco meno di 2 minuti per parlare di tante altre notizie. Dobbiamo approfondire la situazione legata alla crisi energetica, al rincaro delle bollette, alla siccità e poi ancora tanta cronaca. A fra poco. Sono le 12.30 in punto, ben ritrovati a Focus TG, siamo in diretta e come vi ricordo lo saremo fino alle 13.30, tra poco ci sposteremo a Padova per un collegamento in diretta con la nostra collega Chiara Gaiani per parlare dell'emergenza del rincaro delle bollette con commercianti e non solo in grande difficoltà, ma fra le difficoltà del momento, del periodo, c'è senza dubbio la siccità, una siccità che sta costringendo a opere di vera e propria emergenza, sia per chi insomma deve curare le campagne, deve curare insomma l'agricoltura, gli allevamenti e la gestione di interi comparti per l'economia del Veneto, lavori diciamo di emergenza anche per il consorzio di bonifica Brenta, un lavoro di squadra per contrastare la siccità. Noi siamo andati a Loria nelle campagne per vedere di che cosa si tratta e come sta lavorando il consorzio di bonifica Brenta. Vediamo. Temperature torride, siccità estrema e a gran poco sono servite le piogge che negli ultimi giorni sono scese qua e là. In forte crisi le coltivazioni nelle nostre campagne che solo grazie a un lavoro di squadra tra Consorzio di Bonifica Brenta, sorveglianti e agricoltori sono riuscite a non soccombere. E grazie alle scelte che il Consorzio ha fatto più di un mese fa siamo riusciti a dare un servizio, spero che sia stato gradito anche dagli utenti, ottimale, tenendo presente anche l'allenamento climatico, e abbiamo ancora acqua per altri 10 giorni e poi non è detto che sia finita, ma non avremo più la disposizione del bacino del Collo e continueremo a utilizzare le potate del Brenta, però anche siamo in una fase calante perché i primi raccolti sono ormai arrivati al termine. Ormai per molte colture si è addirittura d'arrivo con la maturazione quasi completa dei prodotti, ma mai come quest'anno gli agricoltori se la sono vista brutta. Io sono stata una persona molto fortunata perché faccio parte di questo consorzio in queste aree dove ci sono 2 impianti, questo di Ramon dove si vede alle mie spalle l'acqua che sta irrigando, che proviene da questo impianto, e un altro impianto che è qui vicino, che è a Castione di Loria, tutti e 2 impianti efficienti che danno un grosso diciamo, supporto in fasi problematiche come queste. E la grande ricchezza d'acqua dei territori lungo il fiume Brenta è stata nonostante tutto messa a dura prova da questo periodo di siccità. Vediamo e ascoltiamo cosa ci dice il primo cittadino di Pozzoleone. Sono preoccupato per questi continui emungimenti dalla falda che si prospettano aumentare con ulteriori prelievi dai pozzi di Carmignano di Brenta.
Pozzoleone è uno dei pochi comuni del Vicentino sprovvisto di acquedotto. Non possiamo assolutamente permettere che si continui ad attingere dal nostro territorio per portare acqua in tutto il Veneto senza dar seguito alle opere di compensazione che si erano già previste con un vecchio accordo di programma fra i comuni rivieraschi e la regione del Veneto. Si unisce al grido d'allarme lanciato da Eric Pasqualon, sindaco di Carmignano di Brenta, il primo cittadino di Pozzoleone, Edoardo Tomasetto. L'acqua prelevata dalla falda che scorre in questa zona ai confini tra Vicenza e Padova serve in questi mesi di grande siccità agli acquedotti del Basso Vicentino, del Basso Padovano e della provincia di Rovigo. Nessun dubbio sulla necessità di condivisione di un bene prezioso, ma la preoccupazione c'è anche alla luce degli studi del CNR che hanno documentato un abbassamento della falda negli ultimi 2 anni. A Pozzoleone famiglie e attività produttive prelevano l'acqua da pozzi artesiani regolarmente denunciati. Per garantire l'approvvigionamento è necessario però lo sblocco delle opere previste dall'accordo di programma scaduto nel 2017 che tutelava i comuni rivieraschi del fiume Brenta, tra cui Pozzoleone, Cartigliano, Carmignano e altri della provincia di Padova. Rivolgo quindi un appello accorato ai consiglieri e assessori regionali affinché siano garanti del territorio che rappresento e si impegnino nel far propria la mia preoccupazione rinnovando il vecchio accordo di programma. Ci servono assolutamente le risorse per garantire gli interventi necessari per la ricarica della falda, l'acqua ai nostri concittadini, alle nostre imprese e al mondo zootecnico che ci caratterizza e fa di noi un polo produttivo di primaria importanza. E tra le conseguenze, tra le cause della siccità c'è anche la moria di pesci. Noi siamo stati a Cessalto e nel prossimo servizio vi proponiamo delle immagini davvero senza precedenti. Vediamo. E il bello è, o il brutto, è che il canale è di proprietà del consorzio di bonifica, mentre il pesce è di proprietà della regione. Quando muore il problema è del comune, cioè sempre l'ente più piccolo che deve pagare centinaia di euro, quasi forse anche qualche migliaio di euro dai preventivi che mi sono arrivati oggi, per andare a bonificare il fiume e quindi a eliminare le carcasse. È inaccettabile. Pesce grande mangia pesce piccolo, è la legge della natura, ma non dovrebbe essere quella della politica e del rapporto tra pubbliche amministrazioni. Per questo, di fronte alla moria senza precedenti di pesci nel canale Bidoggia, il sindaco di Cessalto sbotta: oltre 100 di esemplari morti per asfissia, anguille, luci, carpe, ma non solo. C'è un problema assolutamente sanitario, perché quelle case proprio che abitano lì di fronte stanno annusando la puzza e poi arriveranno le mosche. Ricordiamoci che il pesce siluro è di notevoli dimensioni e quindi è estremamente pericoloso anche per la salute dei cittadini. Questione sanitaria e ambientale, certo la siccità incide, ma non è l'unica spiegazione. Questo è soprattutto un problema politico, perché qui si sta parlando, come mi dicono i tecnici, quindi hanno escluso un reflusso di qualche inquinante, ma è praticamente dell'acqua che rimane stagnante, quindi si diminuisce la quantità di ossigeno all'interno dell'acqua e i pesci muoiono progressivamente. Questo è una mala gestione delle acque sia da parte della regione che dalla parte del consorzio di bonifica. Eppure, dice il primo cittadino, non servono algoritmi particolari. È la teoria del pesciolino rosso. Quando eravamo piccoli ci hanno regalato il pesciolino rosso e ci dicevano: guarda che però costantemente devi cambiare l'acqua, quindi è proprio una cosa banale che noi veneti non riusciamo ancora a comprendere. Fissato il principio, il messaggio è duplice a regione e consorzio. Si mettano d'accordo e soprattutto mi ristorino dei miei danni e gestiscano un po' meglio quello che è la risorsa della natura. Ci spostiamo a Venezia. Dopo l'acqua gialla e marrone, al Lido arriva anche la schiuma bianca. ARPAV assicura che si tratta di un qualcosa di innocuo per l'uomo. Le acque del Lido di Venezia si colorano prima di giallo e poi di marrone per la presenza della microalga Fibrocapsa japonica e ora tra le dighe dei Murazzi arriva anche la schiuma bianca. Una presenza sicuramente spiacevole ma non inquinata, come assicura ARPAV, spiegando che non sussiste alcun pericolo per la balneazione, precisando che al momento non ci siano perdite o scarichi strani nell'area interessata. I residenti però tendono a essere
scettici e hanno deciso di raccogliere alcuni campioni d'acqua per poi farli analizzare dai tecnici della Golletta Verde di Lega Ambiente. Anche il comitato ambientalista Altro Lido ha scritto ad ARPAV per chiedere chiarimenti su alghe marroni e schiuma. A questo proposito, per quanto riguarda la presenza della microalga, l'Agenzia regionale per l'ambiente dichiara che è innocua per l'uomo, anche se per la schiuma bianca il comitato ambientalista chiede espressamente che venga fatto un sopralluogo urgente, date le precedenti perdite della tubazione in uscita del depuratore. Legato sicuramente alla situazione siccità, ma anche all'esplosione dei costi, c'è un altro problema, c'è un'altra piaga, quella che sta mettendo in ginocchio la filiera del latte. L'aumento dei costi delle materie prime e dell'energia, il mercato internazionale bloccato e la siccità stanno colpendo in modo durissimo la filiera lattiero-casearia, a partire dagli allevamenti. Questo momento lo ricorderemo a lungo. Ritengo che era difficile immaginare una congiuntura di più cose difficili tutte assieme. A spaventare di più è proprio l'aumento dei costi. L'aumento delle materie prime parte da lontano, perché già da un anno, con settembre è già un anno che è stato lento, ma di fatto insomma da un anno che le materie prime si sono alzate e oggi di fatto sono pressoché raddoppiate. A incidere su questo ovviamente sta mettendo la sua molto la siccità. Le ultime piogge hanno dato un po' di sollievo al settore, ma il problema rimane ed è enorme e ci sono altre preoccupazioni a medio e lungo termine per gli allevatori. La preoccupazione è quella appunto di come faremo ad affrontare l'invernata. Durante la primavera ed estate si fanno le scorte, si raccoglie e la stagione purtroppo sta dando veramente poco, perché se non piove l'acqua è ovviamente determinante per la crescita delle piante, quindi foraggio si stima che ci sia un 50% meno, il mais è altrettanto. Il comparto ha però nel proprio DNA e nella propria struttura la capacità di superare anche questi momenti. Io pensare che la nostra caparbietà, la nostra forza ci permetterà di superare anche questo momento, quindi niente allarmismi, consapevolezza, una consapevolezza che non sarà facile, ma ce la faremo. C'è qualcosa che anche chi non lavora e non vive nel settore dell'allevamento e della produzione lattiero-casearia può fare con le scelte di ogni giorno. Il consumatore ci può dare una grande mano. Scegliere i prodotti del proprio territorio vuol dire permettere alle aziende come quella che rappresento di stare in piedi. Noi ci mettiamo la faccia, mettiamo la sicurezza che quello che facciamo è sicuramente trasparente e genuino. Dateci una mano, perché abbiamo bisogno di tutti. Ci fermiamo adesso per un piccolo break pubblicitario, torniamo subito con voi. La pagina dell'economia adesso legata a doppio filo con i temi di stretta attualità. Ci spostiamo a Treviso, ci spostiamo nella Marca trevigiana perché i commercianti sono preoccupati per alcune scelte, ma anche per il futuro, con un autunno alle porte che secondo tanti esercenti segnalerà un forte calo dei consumi. Vediamo. Consumi che i dati ci dicono caleranno, e caleranno doppiamente. Attenti all'euforia estiva. Sono i mesi in cui gli acquisti, complice il ritorno dei turisti, soprattutto nelle città d'arte, non subiscono contraccolpi, anzi. Ma il commercio deve poter guardare avanti e la categoria vede un autunno grigio, se non nero. Si acquisterà meno perché c'è meno disponibilità di spesa, perché c'è un'erosione della capacità d'acquisto dato dai cari bollette, cari carburante e cari vari che incidono su questo, e perché quello che si acquisterà costerà di più rispetto a prima in ragione di un'inflazione che ahimè corre il rischio di arrivare a doppia cifra. Ascom Confcommercio sono l'ultima delle grandi categorie economiche dopo industriali e artigiani ad esprimere un forte dissenso per la caduta del governo e l'incertezza politica di questi mesi, con la preoccupazione di mancare scadenze e obiettivi. C'è la possibilità, grazie al PNRR, di intervenire in maniera importante su alcuni aspetti, però il rischio che stiamo correndo è questo, cioè di fare degli interventi che
risolvano problemi contingenti, risolvano problemi ordinari, mentre il PNRR deve essere una disponibilità in mano ai paesi per risolvere i problemi a monte, i problemi di riorganizzazione, i problemi appunto che servono per generare un volano di sviluppo, non certo per sistemare un'emergenza. Intanto Treviso fa i conti con quel percorso verso il futuro che, piano urbano di mobilità sostenibile alla mano, vede un centro pedonalizzato entro 10 anni a fronte di un aumento di parcheggi. Il progetto per il parco interrato di Piazza Vittoria, tornato in grande spolvero, sta trovando l'opposizione di numerosi esercenti dell'area preoccupati per il cantiere e già impegnati in una raccolta firme. I vertici di Ascom però invitano a guardare ai benefici futuri. Sicuramente sono degli interventi più invasivi, sono degli interventi che nel mentre creano dei disagi. Credo che sia importante, certo, manifestare e condividere anche quali sono gli interessi propri, però la soluzione è di sintesi per la città e deve essere una soluzione di sintesi che non guardi solo al disagio dell'oggi, ma guardi anche alla prospettiva del domani. Credo che il focus non sia pensare al contingente, alla situazione attuale, certo al disagio che ci si aspetta, ma sia fondamentale pensare alla prospettiva, cioè alla città del futuro. A proposito di commercianti preoccupati, a Mestre, oltre alla preoccupazione, c'è anche l'arrabbiatura da parte degli esercenti costretti a vivere sotto scacco di sbandati e di microcriminalità. Lei ha paura magari di girare per la città? Sì, tante volte sì. Non giriamo per la città di sera, solo di giorno. Assolutamente. Anche perché sono vie comunque centrali, certo. Perché questa è una via molto... Sì, ma anche vedete, Senina, che se ne viene addosso, nessuno ne viene aiutare, tutto resta indifferente. Questa è la cosa più brutta, purtroppo. Si rischia, ha ragione, può rischiare, però è tutta un'indifferenza, ti ammazzano, non interessa a nessuno. Degrado, abbandono, sporcizia, senza tetto e tossicodipendenti, sempre più presenti nelle vie centralissime di Mestre. Secondo i residenti, ancor più i commercianti che operano in via Poerio, il tempo è ormai scaduto. Occorre un intervento immediato delle amministrazioni pubbliche affinché la sicurezza dei residenti e non soltanto sia garantita. Non mi sento tanto tranquillo, però se uno deve andare in via Piave, via Cappuccina, la zona sicuramente è più degradata di questa. Ci sono più zone degradate, anche a Carpenedo c'è la zona del degrado, del spaccio. Purtroppo non viene fatto praticamente quasi nulla, resta invariato da anni. Parole perché non c'è assolutamente sorveglianza. Non so, una volta che eri vigili, adesso non si capivo. E qua se non stai attenta ti becchi anche una botta in testa. Sicurezza in primo piano, ma non bisogna tralasciare la sporcizia. Una delle commercianti che abbiamo intervistato in via Poerio, la quale preferisce non mostrare il volto, ci ha raccontato che spesso succede che il retro del suo negozio si sia trasformato in orinatoio e discarica a cielo aperto, come si può vedere da queste immagini che fanno riferimento a qualche giorno fa. Ho i mendicanti, i drogati, i pusher che danno la droga, non fanno niente per questa zona. Io non voglio essere ripresa, però è un disastro, è un disastro. Gli sbandati io me la sono presa perché si stavano cambiando qua dietro e io me la sono presa, allora lui è venuto a minacciarmi perché difendeva lei. E lui ha chiamato la polizia perché e dopodiché la denuncia l'ho dovuta fare io con carta d'identità e tutto come fossi io il delinquente. Quando ci sono queste situazioni creano dei momenti di disagio, capisco anche loro, ma purtroppo è così e si vede anche qua, si vede che anche adesso ci sono gli assessori che guardano, che anche lei ha detto che non vuole togliere via le panchine, ma il problema lo si risolve togliendo le panchine, perché è quello che loro si distendano, poi gridano, poi fanno i loro bisogni anche qua dietro. I commercianti chiedono pulizia e decoro per poter svolgere in tranquillità le loro attività e i residenti chiedono sicurezza. Una soluzione bisogna trovarla per forza, non si può vivere con la paura di andare fuori a mangiare un gelato alla sera. È un problema grosso che influisce in tutta la città comunque. Qui in centro si vede particolarmente perché si notano certi personaggi vestiti male, sporchi,
e trasandati, insomma, con la bottiglia di birra in mano o di vino, che non è bello, non è decoroso, però insomma è un problema grosso. Ed è pronto il collegamento con la nostra Chiara Gaiani insieme a Federico Cibotto da Padova per raccontarci la vicenda di il proprietario di una nota pasticceria che si è visto, se non sbaglio Chiara, triplicare i costi della propria bolletta nel giro di pochi mesi. Buongiorno Chiara Gaiani. Buongiorno, siamo a Padova all'interno della pasticceria di Luca Scandaletti, Le Sablon, che ringraziamo per averci ospitato, che ci fa vedere qual è stata l'amara sorpresa con cui si è trovato a fare per l'ennesima volta i conti anche ad agosto. Ha in mano 2 bollette, ce le fa vedere? Certo, abbiamo la bolletta che ci è arrivata qualche giorno fa, che è appunto questa, dove riporta un importo di 10.400 e non so cosa euro, che è l'amara sorpresa, che ripeto ci ha fatto veramente male, è una mazzata che non ci aspettavamo effettivamente così alta, anche perché siamo riusciti a ridurre il 50% a un importo più basso, se no la bolletta sarebbe stata data 13.800 euro, per cui è ancora più fastidiosa. E questo invece è lo stesso periodo dell'anno scorso, cosa avevamo speso, che è naturalmente assurdo la differenza che c'è, perché l'anno scorso pagavamo ai kilowatt 0,06 e adesso stiamo pagando 0,49. Quello che fa pensare è che non la pago solo io l'energia elettrica a questo costo, ma la paghiamo tutti, la pagano le aziende, la pagano la ristorazione, ma la pagano anche le persone normali, vuol dire tutti coloro che sono in abitazione adesso stanno pagando l'energia elettrica a un prezzo folle. E nessuno sta facendo niente, se non lamentarci del fatto che c'è una guerra in corso, che c'è una problematica e naturalmente non si può fare niente per cambiare questo sistema. Ecco, lei prima ha parlato di 2 cifre davvero terribili, cioè 0,06, 0,49. 8 volte il prezzo dell'anno scorso. Quante volte guardiamo la bolletta? Mai. Però se la gente lo va a vedere e si rende conto che è 7,5 a 8 volte l'importo dell'anno scorso, effettivamente è follia. Più le tasse che naturalmente ci mettono dentro, perché c'è anche dell'espressione sulla linea, la paghiamo sempre noi. C'è tutta questa meraviglia che ci troviamo sul cesto che dobbiamo pagare. Quello che tengo a dire è che però se guardiamo bene, ci sono delle aziende invece che si stanno arricchendo fuori misura. Ci sono aziende importanti in Italia che fatturavano nel semestre dell'anno scorso 1 miliardo di euro e sullo stesso periodo stanno fatturando 7 miliardi di euro. Cioè, non riesco a capire, o non investono più o stanno guadagnando tanto. Vuol dire che qualcuno ci sta rimettendo tanto. Chi si sta rimettendo? Io? Voi? Tutti? Questo non va bene. Questo è davvero amaro, insomma, la sua constatazione. Lei tra l'altro nel suo locale ha agito per contenere i costi e i consumi dell'energia elettrica. Diciamo che già da anni agiamo perché abbiamo fatto tutto l'impianto a LED, per cui i consumi sono sicuramente ridotti anche per un impatto naturale, naturalmente, che rispettiamo. Sta di fatto che spesso e volentieri non mi vergogno a dire che spegniamo il condizionatore. Ne abbiamo 8 condizionatori in azienda importanti e quando possiamo, la giornata ce lo permette, li spegniamo, perché sennò effettivamente sono consumi che non riusciamo più a trattenere. Ricordiamoci bene che però effettivamente questo non può durare sempre, perché più avanti andiamo, se chi può non fa qualcosa, e chi può intendo lo Stato, perché è lo Stato che può dire basta, l'inflazione è diventata troppo alta, ma non è tanto l'inflazione, ma c'è chi ci sta speculando dentro, che ci sta mangiando troppi soldi e tira un freno a mano, allora forse torniamo alla normalità, perché più lasciamo fare le cose e più noi stiamo zitti, che è una cosa che facciamo sempre. Nel momento in cui stiamo zitti vuol dire che le cose vanno bene, ma sono convinto che non vadano così bene per tutti, perché quando vi arriva una bolletta che è triplicata, quadruplicata, qualcosa vi viene in mente e non è sicuramente qualcosa di gentile, per cui se anche voi vi lamentaste un po' di più, passatemi il termine, magari qualcuno in alto che è convinto di sedersi su una sedia e di aspettare e ricevere dei soldini è costretto a fare qualcosa e invece non lo sta facendo. Per guadagnarci qualcosa, quanto dovrebbe venderla una brioche, che è un po' il prodotto simbolo? In rapporto oggi stiamo vendendo a 1,40 €, al banco dovremmo venderla minimo a 2 € per starci dentro quei costi, ma si può fare una cosa del genere? Possiamo imporre a un cliente che viene giornalmente o comunque anche qualche volta a settimana un prezzo così esoso? No, ce lo dobbiamo caricare noi come azienda, cioè vuol dire che noi stiamo caricando queste cose e
sorrido quando la gente dice sì, ma lavori un sacco, prendi un sacco di soldi. Guardiamo i conti. A fine mese non ci arrivi con questi costi perché i costi sono troppo alti, le materie prime sono più che raddoppiate. Il burro vi dico che non solo il 100%, ma ancora di più, noi utilizziamo solo materie prime di qualità. Siamo arrivati veramente a costi folli, ma non lo dico io, lo dicono tutti i ristoratori che come me vorrebbero alzare la mano, ma non lo fanno. Perché sai qual è il problema? Poi alla fine nessuno ha il coraggio di tirare fuori la testa, ok? E dire la propria. Poi invece quando la tira fuori qualcuno come me, allora tutti quanti corrono dietro. Io spero che anche la categoria nostra che ci rappresenta abbia voglia di fare qualcosa in più, non lo sta facendo. Che cosa vede nel suo futuro? E chiudiamo la nostra conversazione. Allora io nel mio futuro come sempre vedo felicità e tranquillità e sono sempre positivo perché lo voglio essere dal primo giorno in cui ho aperto questa attività che mi piace tanto fare tutti i giorni, come dico, alzandomi sempre alle 4:30 del mattino e andando avanti fino a quando ne ho bisogno. Però sta di fatto che ci vuole che qualcuno faccia il proprio lavoro. Io faccio il mio, voi fate il vostro, chi deve comandare deve fare il proprio, deve aiutare e deve veramente fare qualcosa perché questo sistema non abbia la possibilità di dare soldi e ricchezza solo a chi è più potente. Aperto anche a Ferragosto? No, noi chiediamo il 15. Giustamente, essendo il 19 dobbiamo fare le ferie e le uniche ferie che riesco a fare in generale per tutti quanti, anche se non sarebbe permesso in questa situazione, ma non da adesso, perché abbiamo passato 2 anni di Covid, non dimentichiamoceli, c'è stato un salasso pazzesco, dovremmo tenere aperto, ma non riesco. Fisicamente anch'io ho bisogno di fare ferie, i ragazzi hanno bisogno di fare ferie, quindi dal 15 al 30 saremo chiusi e ci riposeremo un po' perché tanto voglio dire non cambia nulla, dovremo comunque pagare. Allora noi ringraziamo davvero Luca Scandaletti e se non ci sono domande da studio da Padova restituisco la linea. Buona giornata a tutti intanto, grazie. Grazie a Chiara Gaiani, grazie a Federico Cibotto, insomma abbiamo ascoltato queste parole di preoccupazione e rabbia da parte del titolare di questa pasticceria, preoccupazione che si estende, restiamo a parlare di rincari, bollette eccetera eccetera, anche al mondo delle case di riposo. Si preannuncia un autunno nero proprio a causa dei rincari che potrebbero far lievitare le rette. Noi speriamo che lo Stato e le regioni si rendano conto di quello che avviene alla base nelle periferie dove noi siamo e che possano aiutarci, diciamo così, a sostenere questi costi. Noi non vogliamo assolutamente penalizzare le famiglie, però capita quando andiamo a mangiare la pizza, quando andiamo al distributore, voglio dire, il cittadino è l'ultimo, come dire, che paga il conto. Aumentare le rette sarà l'extrema ratio, ma Giorgio Pavan, direttore dell'ISRA, non può escluderlo. Tra caro bollette e maggiori costi per il personale, l'autunno sarà davvero nero. Abbiamo un contratto Consip bloccato per 2 anni, però scadono a settembre e quindi a settembre ci saranno fortissimi rincari e dobbiamo quindi riorganizzare il bilancio. Dopo tutti i servizi, per dire la lavanderia, ha avuto aumenti, diciamo, di produzione molto importanti, i trasporti, noi andiamo ad assistere 1 migliaio di persone a domicilio con le automobili, proviamo a pensare che cosa può significare da un punto di vista appunto dell'aumento dei costi. Se a questo si aggiunge il fatto che le IPAB non possono scaricare l'IVA, è evidente che il caro bolletta rischi di travolgere i bisogni primari di assistenza. Le ricadute sono sia private che collettive, soprattutto se le problematiche si protrarranno per altri mesi. Ci saranno 2 soggetti fragili, uno è proprio la famiglia che non può più permettersi, diciamo, di pagare una retta aumentata e gli altri sono i comuni, perché quando le famiglie non ce la fanno a pagare le rette dei propri anziani, lo Stato, la Costituzione prevede che in casi di povertà che è in aumento siano diciamo i comuni con la tassazione generale, diciamo così, a sostenere questi costi. Vista la situazione, lo stesso Pavan abbandona ogni diplomazia, il messaggio è diretto. L'appello è che, come dire, si apra gli occhi una volta per tutte su questa realtà, è una realtà che è assistita diciamo così con grande precarietà, perché non troviamo nel mercato né infermieri né operatori né medici, quindi i prezzi aumentano e dall'altra parte, voglio dire, c'è bisogno di una maggiore assistenza. In controtendenza invece i prezzi dei carburanti che sono in discesa dopo la proroga del taglio delle accise del governo. I cittadini però temono che si tratti solo della classica quiete prima della tempesta, ovvero tanti hanno paura di nuovi e forti rincari dopo Ferragosto.
Meno male, meno male, così almeno possiamo avere l'illusione di avere un po' di vacanza. È il commento che riassume il sentiment, l'umore tra i cittadini che si riforniscono di carburante in questi giorni. Viene accolta con favore ma anche con disillusione la quinta proroga dal 21 agosto al 20 settembre della riduzione delle accise di 30 centesimi con il decreto aiuti bis del governo. Risultato? Una sostanziale riduzione al di sotto dei 2 euro al litro per diesel e benzina e per tutte le compagnie. Una riduzione proprio nella settimana di Ferragosto, quando tradizionalmente gli altri anni si vedevano schizzare verso l'alto i prezzi del carburante nell'ultimo esodo dei vacanzieri. Esatto, infatti di solito in agosto per le ferie ci aspettiamo un aumento e invece quest'anno è un abbasso. E speriamo bene, però secondo me ritorniamo ai livelli di 2 euro al litro, purtroppo. In autostrada ho visto ancora prezzi superare 2 euro al litro e lì si evita, evidentemente, se non c'è un bisogno imminente di doverlo fare. Io spero restino su questo trend, cioè non si può fare altro che auspicare che tornino ai livelli precedenti, altrimenti non lo so per quanto possa essere sostenibile, cioè i trasporti diventano veramente impegnativi anche per le aziende soprattutto. L'intenzione è buona, però purtroppo prima o dopo li dovranno ripristinare, almeno che non li elimino definitivamente come se ne parla da 50 anni. Adesso guardavo prima le quotazioni del petrolio, anche rispetto a ieri è sceso siamo intorno ai $95 al barile. Speriamo che continui a scendere. Sì, no, è interessante, è meglio che niente, è stato piacevole trovare la benzina sotto i 2 euro. Certo che i problemi sono altri, credo, ma comunque è meglio questo che niente. Ovviamente dopo fanno quello che vogliono comunque. C'è un lieve cenno di miglioramento, si spera che il trend sia questo, però si torni sui livelli di qualche mese fa, qualche tempo fa, insomma. Per ora diciamo bene, però non è ancora sufficientemente basso il prezzo, perché io ero abituato all'1,5 quindi del gasolio, quindi speriamo bene, dai. Penso che il governo abbia le mani legate su tutto e che ci sia il governo non cambia nulla per noi cittadini. Aumenteranno secondo lei il carburante? Non ne ho la più pallida idea, la nostra vita sarà un inferno. Io penso che torni tutto come prima, ci danno il contentino e dopo ciao. Piccola pausa, adesso rientriamo fra 2 minuti dalla pubblicità con tante altre notizie e con i nostri approfondimenti. A tra poco. Sono da poco passate le 13, questo significa che abbiamo poco meno di mezz'ora da trascorrere ancora in compagnia per portare a casa vostra tante notizie, tante curiosità, tanti servizi che i nostri colleghi hanno confezionato dal Veneto per appunto raccontarvi quello che è successo, quello che sta succedendo nel nostro territorio. Adesso ci spostiamo a Padova per segnalarvi la protesta della CGIL contro le poste. Dopo l'accordo con Amazon il modello di lavoro sarebbe cambiato e quindi i turni diventati massacranti. Sentiamo. Beh, in effetti sta succedendo qualcosa che noi segnaliamo da parecchio tempo, e cioè che Poste, per rispondere all'esigenza della commessa di Amazon, sta in pratica adottando uno stesso modello produttivo come quello di Amazon. Questo l'allarme che lancia il sindacato. Poste Italiane, soprattutto nella sede padovana, applica turni pesantissimi per i lavoratori, soprattutto per chi si occupa dello smistaggio. La collaborazione con Amazon ha peggiorato la qualità del lavoro. Fatto però di straordinari, fatto di turni impossibili, fatto di tensioni, fatto di stress lavoro correlato, e noi riteniamo che questa situazione debba essere, affrontata nelle opportune sedi per trovare quei correttivi che sono necessari per tenere in piedi vero sì la produzione, ma anche la dignità dei lavoratori. La richiesta dei rappresentanti dei lavoratori è di regolarizzare i contratti part-time. Questo alleggerirebbe i carichi di lavoro anche per gli altri lavoratori. Assunti part-time che potrebbero integrare quelle richieste che oggi ha l'azienda, e invece l'azienda continua a mantenere rapporti di lavoro precario perché vira su straordinari e vira su
rapporti di lavoro a tempo determinato, e quindi riteniamo che sia utile, se ha la soluzione in casa, di trovare una soluzione che vada bene all'azienda e ai lavoratori. Legambiente promuove la qualità delle acque lungo le nostre coste, ma lancia anche un monito: non bisogna abbassare la guardia. Questo futuro vogliamo sognare! Acqua, vento e solare! Questo futuro vogliamo sognare! Volontari e volontari di Goletta Verde oggi a Venezia, all'isola della Certosa, per illustrare i risultati dei prelievi effettuati lungo le coste della nostra regione, report per il quale le acque del nostro litorale sono in regola. 11 punti campionati al mare e presso foci e canali, a Caorle, Cavallino Treporti, Chioggia, Jesolo, Eraclea, Portotolle e Rosolina. I dati della Goletta in Veneto sono buoni finalmente, quindi è una soddisfazione quello che possiamo esprimere. Dall'altro lato però non possiamo dimenticare che c'è ancora molto da fare. Uno, ce l'hanno raccontato i dati delle campagne precedenti. Nota dolente: in Veneto, così come in diverse altre regioni italiane, sottolinea Legambiente, carente se non addirittura scarsa l'informazione sulla qualità delle acque ai bagnanti. Un aspetto che noi abbiamo riscontrato molto carente è quello della comunicazione, in quanto in tutti quanti i siti che abbiamo monitorato mancano le indicazioni previste per legge per i bagnanti relative appunto allo stato di qualità appunto delle acque che vengono monitorate. Mare Veneto da continuare a tutelare con la sua biodiversità. Anche quest'anno abbiamo visto attraverso la numerosa presenza di meduse che il sistema non è in equilibrio. L'anno scorso avevamo avuto il grande piacere della deposizione della tartaruga. Ci sono altre situazioni di grande importanza per il nostro litorale, come la spiaggia del Frontino a Caorle, non adeguatamente tutelata dal comune di Caorle, che non applica tutte le normative a tutela, ma questo per dire che la biodiversità è un valore. Noi mentre teniamo sott'occhio l'ANSA, perché insomma vi daremo fra poco conto di un'altra notizia di cronaca, restiamo in provincia di Venezia, restiamo a pochi chilometri, a Chioggia, per una notizia appunto di cronaca: pirata della strada incastrato dalle foto delle vittime dell'incidente. Vediamo. Scene da gioventù bruciata lungo via delle Nazioni a Chioggia, con i pirati della strada che, dopo aver urtato l'auto con a bordo una mamma 53enne con la figlia, entrambe di mira, di ritorno dal mare, fuggono e si fanno beffe delle due malcapitate. Il pomeriggio di ordinaria follia domenica 31 luglio, quando di ritorno da Isola Verde, mamma e figlia, nella 500 condotta dalla prima, vengono urtate violentemente, sbattendo anche contro il guardrail, da un'altra auto condotta in un sorpasso più che azzardato da una ragazza di Chioggia con a bordo altri due amici coetanei, con la tragedia evitata per un soffio. Il gruppetto di Chioggia, dopo il sinistro, anziché fermarsi per accertarsi dello stato di salute della famiglia di mira, le supera nuovamente, incurante delle grida d'aiuto delle due donne, tirando dritto e salutandole con un ciao ciao fatto con la mano. Ma a immortalare la scena con la targa dell'auto pirata, la figlia con il telefonino, che, curata successivamente all'ospedale di Dolo, ha riportato ferite lievi, mentre la mamma, alla guida della 500, ha avuto una prognosi di 7 giorni e danni alla vettura per quasi 1.500 euro. Tra i reati di cui dovrà ora rispondere la pirata della strada di Chioggia, anche lesioni personali stradali e fuga. La notizia di cui vi parlavo pochi secondi fa la leggiamo insieme perché proprio poco meno di un paio d'ore fa, lungo la bretella che collega il casello di uscita, siamo all'altezza di Montecchio Maggiore, dell'autostrada A4 con il rondò della futura Pedemontana, un autoarticolato è entrato in collisione frontale con un furgone. Il mezzo pesante si è ribaltato sul fianco e il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Allo stato attuale la viabilità
risulta ancora bloccata o fortemente rallentata per consentire le operazioni di soccorso. Trasportato in ospedale uno dei 2 conducenti, sul posto sono intervenuti i sanitari del SUEM 118, i vigili del fuoco di Arzignano e la polizia locale dei Castelli di Montecchio. Noi adesso torniamo in provincia di Venezia, 7.000 foto con VIP di tutto il mondo, quindi cambiamo completamente argomento, compresi fra i protagonisti di questi selfie anche 2 papi, la fama raggiunta negli Stati Uniti, poi i suoi sogni, il suo futuro e quel ricordo di aver detto un no a Quentin Tarantino. Stiamo parlando di Mr. Selfie che si racconta ai nostri microfoni. Più di 7.000 selfie con i VIP e gli artisti di tutto il mondo, compresi 2 papi, grandi riconoscimenti negli Stati Uniti, dalla Wall of Fame di Los Angeles fino alla personale di Las Vegas. Mr. Selfie Riccardo Scalise è tornato a casa e nella sua Venezia ritorna come profeta in patria. Per fare appunto mostre, ne ho fatta una a Todi, poi un'altra a Mestre, poi un'altra a Treviso, poi un'altra... sono contento perché comunque le mie foto hanno comunque un successo, al di là che sia una sciocchezza il selfie oppure no. I suoi scatti ora sono stati catalogati nelle quasi 300 pagine raccolte nella sua ultima produzione, Wikipedia, e già pensa alla prossima. Già qualcuno che mi sta chiedendo quando è che esce il secondo volume di Wikipedia. Ho detto no, aspetta, deve ancora finire col primo, almeno facciamo fare il giro del primo. Non solo fotografia, ma anche il racconto di come è iniziata la sua passione, sublimazione di un'importante malattia diagnosticata dalla tenera età. Mio papà poi mi regalò, vi spoilerò l'inizio del capitolo, mi regalò la prima macchina fotografica, ovviamente all'epoca c'erano i rullini. Tra gli aneddoti, quello stop ai selfie detto niente meno che a Quentin Tarantino. Il più simpatico, Quentin Tarantino, sicuramente era un mattacchione, scendeva la mattina, andava a fare jogging e ogni mattina mi diceva dai Ricky facciamo una foto, so che... ho detto basta, ne abbiamo fatte 50.000. Tu hai detto basta Quentin Tarantino? Sì, vabbè, insomma, io la facevo lo stesso per educazione. Per educazione. Grande l'attesa per il red carpet della imminente mostra del cinema di Venezia, con nuovi scatti e nuovi selfie da immortalare. Il 31 si parte per Lido e la mostra del cinema di Venezia e quindi casomai ci si vede lì. Adesso ci spostiamo a Vicenza, notizia di cronaca, si arrampica su una gru per scattare foto, non per scattare selfie con celebrità, ma l'uomo che pratica parkour per scendere ha richiesto l'aiuto dei pompieri. Si era arrampicato sulla gru alta 50 metri per scattare foto, ma per farlo scendere è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. È successo poco dopo la mezzanotte in piazza Matteotti a Vicenza. I pompieri sono intervenuti a soccorrere il giovane salito sul braccio laterale della gru. L'uomo, che pratica parkour, era stato visto sulla gru a servizio per i lavori del museo di Palazzo Chiericati dai carabinieri che l'avevano invitato a scendere. I vigili del fuoco, arrivati con il personale di prima partenza e con il personale speleo alpino fluviali, una volta appurato che non si trattava di un tentativo di suicidio, hanno predisposto il recupero dell'uomo. 2 operatori lo hanno raggiunto mettendolo in sicurezza e iniziando così il percorso a ritroso, prima del braccio laterale e poi del traliccio. L'uomo, senza nessuna ferita, in ottime condizioni fisiche, dopo un controllo sanitario è stato preso in consegna dai carabinieri. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 4. Voltiamo pagina adesso, parliamo della strada delle gallerie verso le Malghe del Grappa. Grazie a un avanzo di bilancio la provincia di Treviso è pronta a dare il via ai lavori per il ripristino della viabilità.
Un'altra estate pesante per le Malghe del Grappa, che ancora vivono il dramma della chiusura della strada che collega la cima del massiccio con la pianura trevigiana. Un anno fa, dopo la caduta di alcuni massi dalle gallerie, la provincia di Treviso si è trovata di fronte a una inevitabile chiusura per motivi di sicurezza a causa di una situazione peggiore rispetto al previsto. Grazie agli avanzi di bilancio della provincia, la soluzione è vicina. Abbiamo messo i soldi, abbiamo fatto la progettazione, è partita la gara d'appalto, quindi con i prossimi mesi partirà anche il lavoro e siamo sicuri che le promesse che abbiamo fatto anche in queste zone, in diversi incontri, le manterremo, quindi con la prossima primavera torneremo alla normalità. Non l'unico intervento fatto nell'area del massiccio del Grappa. Con le varie manutenzioni che sono state fatte i mesi scorsi, diversi chilometri di strada sono stati asfaltati, quindi c'è stata un'attenzione importante anche per questa zona, certamente sapete tutti, con i pochi fondi che abbiamo e soprattutto con l'aumento dei prezzi usati di materiali, è chiaro che abbiamo potuto fare il necessario. Torniamo a Venezia per parlare di microcriminalità e non solo, perché la città è presa d'assalto da ladri e borseggiatori, specialmente lungo la zona della stazione dei treni e a Rialto. E allora Venezia.com lancia l'allarme. Anche oggi Venezia è presa d'assalto dai turisti. Già a partire dalle 11.30 le auto in arrivo deviate verso il Tronchetto e con l'overbooking del turismo di massa e dei suoi trolley il ritorno dei borseggiatori in centro storico, specie in zona Rialto ma anche lungo la stazione dei treni. E qui che i ladri diventano pure molesti e aggressivi, insultando, minacciando, in alcuni casi addirittura sputando addosso alle proprie vittime, alleggerite di portafogli e non soltanto. A denunciarne la presenza anche Venezia.com, occhio attento su quanto accade in centro storico. Qualcuno l'ho visto anche. E purtroppo è un fenomeno fisiologico, con il ritorno del turismo di massa era anche prevedibile che tornassero i borseggiatori. Tra i borseggiatori anche bande di ragazze di origine rom in stato di gravidanza e di provenienza per lo più bosniaca e croata, ma pure bande di maschi. Agiscono specie nei vaporetti dove la calca è assicurata. Naturalmente vanno dove ci sono turisti, perché il turista è un passeggiatore svogliato, è in vacanza, si rilassa e quindi è una vittima sacrificale ottima per un borseggiatore. Problema della criminalità acuitosi con il ritorno del turismo di massa, che a Venezia come contraltare vede all'opposto, come noto, lo spopolamento della sua gente. Tra pochi giorni, denuncia Secchi, qui si scenderà sotto la soglia dei 50.000 residenti. Venezia si sta trasformando, sta perdendo lo status di città compiuta e si sta trasformando in un paesetto, una specie di farsa perché è invasa da turisti, ma la popolazione locale indigena è ai minimi termini. E quindi una città senza abitanti non è più una città, è una specie di parco giochi, un luogo visitabile come Pompei, Machu Picchu. Mettiamoci anche Disneyland, perché è un luogo che viene visitato da gente che vuole venire in vacanza. Avere pochi abitanti significa anche ridurre per legge gli uomini posti alla sicurezza di Venezia. Meraviglioso museo a cielo aperto che nel frattempo continua, per la sua oggettiva bellezza e storicità, a richiamare suo malgrado gente attratta dalla sua unicità, mentre i veneziani sono a rischio estinzione, denuncia Secchi. Ma noi stiamo facendo la fine delle scimmiette allo zoo che ci fotograferanno mentre facciamo la spesa. Guardate, questi sono gli ultimi veneziani rimasti che stanno vivendo la loro vita. Ci spostiamo adesso a Torri di Quartesolo perché è stato approvato il progetto definitivo della nuova ciclabile. San Pietro in Trigogna, un grande risultato atteso da oltre 20 anni, a fianco ai ponti di Debba che rivoluzioneranno la viabilità in quel territorio, migliorandola nettamente. Riusciremo anche a fare le interconnessioni ciclopedonali sia lungo i ponti che dalla parte
di collegamento di San Pietro in Trigogna fino a Torri di Quartesolo, con un contributo della provincia di Vicenza e un contributo del comune di Vicenza per 250.000 euro complessive. La soddisfazione nell'annuncio del sindaco Rucco per l'approvazione questa mattina del progetto definito esecutivo della ciclopedonale di collegamento a sud-est di Vicenza. Un nodo sciolto l'innesto della nuova ciclabilità sulla Riviera Berica fino a Noventa, che consentirà la connessione tra reti ciclabili di livello regionale anche con la Treviso-Ostiglia. Fondamentale l'autorizzazione di Società Autostrade lo scorso anno, che ha permesso di utilizzare il sottopasso dell'autostrada, consentendo in questo modo di superare la pesante barriera infrastrutturale costituita dalla tangenziale sud dall'autostrada A4. Genio Civile e Soprintendenza hanno concesso il nulla osta per quanto riguarda gli aspetti idraulici e paesaggistici, uno sviluppo di 950 metri in territorio comunale di Vicenza. Sull'argine del fiume Tesina, inoltre, il comune di Torri di Quartesolo procederà con ulteriore stralcio per oltre 1 chilometro fino all'innesto sul ponte in corrispondenza di via Roma. Questo collegamento utilizzato da tante persone per andare a scuola, per andare anche al lavoro, è atteso da tantissimi anni, e quindi la possibilità di costruire la ciclabile permetterà, oltre ad avere un nuovo risultato in termini di piste ciclabili, quello di migliorare la qualità della vita della zona di San Pietro in Trigogna. E a proposito di nuovi progetti nel territorio, è stato presentato quello di riqualificazione del primo lotto dell'ex caserma Salsa. Siamo a Treviso, in quello che in molti avevano definito il buco nero della città. L'acquisizione dell'area dal demanio nel novembre 2020 ad aprile 2023, grazie ai fondi del PNRR, l'avvio dei lavori di riqualificazione del primo lotto con la realizzazione di un parco urbano. Treviso sta per riappropriarsi dopo decenni di abbandono dell'ex caserma Salsa. Casugana è riuscita a portare a casa il 100% della copertura economica dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, determinante aver istituito un ufficio ad hoc ed essersi fatti trovare pronti con progetti cuciti su misura sugli standard europei. E questa è stata la parte più importante, perché chiaramente ci vogliono i denari e i soldi, però la cosa bella è anche la parte ambientale, sicuramente, che è tra le mie deleghe, perché si è deciso di partire dalla parte verde. Questo è una cosa che stravolge quello che è la cantieristica normale, ma il sindaco e l'assessore Zampese hanno fortemente insistito su questo e io chiaramente ne sono d'accordo, e sarà un progetto di stampo europeo, perché derivando a fondi PNRR, quindi Next Generation EU, si voleva dare anche un'impronta importante alla città. Finalmente i nostri cittadini, dopo averne tanto sentito parlare di questi fondi del PNRR, potranno concretamente vedere delle opere realizzate. Partiremo da una grandissima opera di rigenerazione urbana dell'ex caserma Salsa. Un parco boscato con vialini, con il teatro su gradoni vegetali, con un palco per le manifestazioni, con aree ristoro, e al centro un labirinto sensoriale fatto di arbusti e cespugli, quindi una cosa bellissima che poi che costa come progettazione 144.000 euro e come costo di realizzazione 1,3 milioni di euro, appunto dateci dal fondo PNRR. Di prossima pubblicazione i bandi per gli altri 2 interventi da quasi 5 milioni, sempre coperti dal PNRR, che riguarderanno i 26.000 metri di proprietà del comune all'ex Salsa, il padiglione sportivo dove troveranno finalmente casa judo e scherma e l'area dedicata alle start-up nell'edificio che si affaccia su Viale Brigatta Marche. Contestualmente sono all'esame degli uffici i progetti di Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza per quanto concerne i loro spazi e le loro strutture, sempre nell'ambito dell'ex caserma, il cui nuovo volto sta prendendo forma, mentre il futuro della Piani, che perderà 2 importanti inquilini, è tutto da scrivere, ma il sindaco non si dimostra preoccupato. Dobbiamo aprirlo anche al mondo dei privati, siamo ovviamente a disposizione di Fondazione Cassamarca, visto che le tempistiche ci consentono di ragionare con calma quello che può essere il futuro di quel quadrante di città, la Piani, che io continuo a ritenere un bel quadrante dalla grande valenza residenziale, commerciale e anche direzionale. E adesso nel prossimo servizio la vicenda di un gestore di un locale di Bassano del Grappa che ha chiamato Rete Veneta. Scopriamo perché. L'odissea del Plateatico. A sollevare la questione Federico Parise, che gestisce da 11 anni un locale in vicolo Bastioni in pieno centro città.
Ha chiamato Rete Veneta esasperato dopo aver cercato in tutte le maniere di avere un confronto con il comune per avere spiegazioni sulla concessione negata all'allestimento di un plateatico, così come avveniva in passato. Faccio una richiesta per il rinnovo dell'autorizzazione del plateatico, che è già in atto dal 2017, ma mi viene negata per varie motivazioni. Al diniego chiedo un appuntamento al comando dei vigili urbani in presenza dell'assessore Mazzocco, che è l'assessore alla sicurezza, però purtroppo da 50 giorni non ricevo una risposta, ma neanche che mi possa essere la risposta del Parise. La incontreremo nel 24 maggio del 2030. Mi metto comodo e aspetto che mi dicano Parise questo sarà il motivo vero e proprio per la quale lei non può più avere il suo plateatico precedentemente autorizzato. La motivazione addotta per il diniego al plateatico sarebbe prettamente tecnica, ci spiega Parise, misure non adeguate, cui però il nostro telespettatore, carte alla mano, risponde chiedendo che il comune vada a vedere anche gli altri plateatici in giro per la città. Andiamo a vederli, andiamo a controllarli tecnicamente come hanno fatto come la tecnicità loro ha deciso che questo sia un passaggio che potrebbe essere turbato per quanto riguarda le misure a questo punto, perché si parla solo di tecnicità, ma tecnicamente abbiamo 2,40 metri di passaggio pubblico, abbiamo un marciapiede di 2,40 metri passaggio pubblico e abbiamo un ingombro di 50 centimetri per i tavolini, pertanto rimangono 1,90 metri di spazio di passaggio, penso che siano sufficienti. Spazio che permette il passaggio anche di una carrozzina, quindi nessuna barriera architettonica, dice. Quello che ha molto indispettito il nostro telespettatore è ancora una volta la lontananza di chi amministra Bassano. La mia indignazione è che non ho ancora avuto una risposta dopo aver inviato 5 mail, come ripeto, e 2 legal mail. La non risposta mi lascia perplesso. La trovo una mancanza di rispetto, sì, la trovo proprio una mancanza di rispetto. 10 agosto, notte di San Lorenzo, è la notte in cui si guarda il cielo, si guardano le stelle, si esprimono desideri e allora chiudiamo questa edizione di Focus TG con il prossimo servizio dedicato proprio ai desideri e alla notte di San Lorenzo. Ho scritto una poesia su San Lorenzo, su questo 10 agosto, che dovrebbe essere un giorno di grandi aspettative, no? Fatto di serenità, di gioia, di speranze, e ora più che mai lo desideriamo. Che stiamo tutti bene, in salute e che non ci sia più l'incubo del Covid. Un desiderio che riguarda che dai, di amore e di felicità. Per chi? Non lo so, non c'è ancora, chissà che arrivi presto. Essere felici insieme, dai, è una cosa semplice. Confermo. Progetti per il futuro? Tornare a viaggiare di più. La pace, la serenità per tutti e un miglioramento delle condizioni economiche. San Lorenzo quello mi deve dare, che resti così come sono tutti, io e tutta la mia gente, i miei nipotini e tutto, è la cosa più bella. Che passi questa pandemia. Pandemia e poi? E poi che vada tutto bene, che stiamo tutti meglio. All the best. Sono che la mia bimba sia con salute. E questi insomma alcuni dei desideri che ieri i vicentini e non solo hanno espresso guardando il cielo stellato. Prima di salutarci diamo una rapida occhiata al report di Azienda Zero per chi si fosse collegato diciamo in questi ultimi minuti di Focus TG, un rapido aggiornamento. Il delta dei casi positivi nelle ultime 24 ore fa segnare un più 3.245 nuovi contagi in Veneto, che porta il numero dei casi attualmente positivi a 64.725. La curva in calo, insomma, ci lascia sicuramente ben sperare, come ci lasciano ben sperare anche i numeri in forte calo delle ospedalizzazioni in area non critica, meno 25 ricoveri nelle ultime 24 ore. Crescono invece di 4 unità le terapie intensive. Purtroppo dobbiamo continuare a constatare il decesso di persone causa Covid 7 nelle ultime 24 ore.
È davvero tutto per questa edizione di Focus TG, vi rimando per gli ulteriori approfondimenti e aggiornamenti alle edizioni serali dedicate all'informazione su Rete Veneta, quindi con TG Bassano e con TG Vicenza. Per oggi è tutto, noi ci vediamo domani alle 12. Grazie e buona giornata.